citato l'UNESCO e, se non ricordo male, in particolare il siciliano, il napoletano sono stato oggetto di particolare attenzione da parte dell'UNESCO. Mi domando il sardo dove sia arrivato. Cioè, qui c'è anche una, come dire, una polemica, perché per esempio la legge 482 non prevede assolutamente che ne so, il siciliano o il napoletano possano essere considerate delle lingue degne di tutela, perché la 482 protegge solo le minoranze storiche cosiddette delle lingue che sono straniere, diciamo così, quindi le minoranze albanesi, Brescia, sì. greche, franco-provenzali, francesi, eccetera. Cioè, se hanno una corrispondente in uno stato straniero vengono considerate come minoranze, mentre invece le lingue storiche pre-italiano standard che c'erano in Italia, quindi tutte le varietà gallo-italiche nel nord Italia, oppure quelle meridionali, il neapolitano, così tendono a chiamarlo oggi, oppure il siciliano che fa parte dell'italiano meridionale estremo, con la Calabria e il Salento, non sono assolutamente considerate dalla legge 482. Qui cioè l'UNESCO, allora, per esempio, Etnologue come è nato? È nato dalla SIL, cioè la Società Internazionale delle Lingue, che era in effetti un'associazione religiosa che voleva semplicemente dividere le lingue per capire come doveva tradurre la Bibbia, cioè in quante lingue doveva essere tradotta la Bibbia. Quindi stabiliva, come dire, dei criteri che individuavano delle diversità. Cioè io, se decido che la Bibbia la devo tradurre in logudorese e in campidanese, vuol dire che ritengo che una sola delle due non è sufficiente ad arrivare a tutta la cittadinanza. Ecco, quindi l'UNESCO c'ha, come dire, visto che ha dato l'incarico a questa associazione di fare la classificazione delle lingue, c'ha forse come dire, un punto di vista un po' diverso da quello che invece uno Stato può avere al suo interno. È chiaro che l'Italia, così come la Francia ancora di più, sono delle nazioni, degli stati molto glottofobi, cioè che hanno paura delle lingue, delle minoranze interne, e quindi le hanno sempre osteggiate, senza contare, cioè senza considerare che il bilinguismo è un vantaggio cognitivo che è stato dimostrato dalle scienze cognitive, che una persona che nasce e cresce imparando e parlando due lingue è più intelligente di chi ne parla solo una. Cioè è più in grado di fare le scelte di vita nella società, insomma è più intelligente, tra virgolette. Quindi, come dire, in Italia, con tutte queste lingue che avevamo, potevamo fare un bilinguismo a costo zero, si può dire, e invece abbiamo preferito utilizzare quello che qualche studioso di mia conoscenza chiama il monolinguismo isterico, che insomma vuole a tutti i costi togliere ogni dignità a tutte le lingue locali. Ecco, e in questo l'Italia brilla anche per la mancata ratifica della Carta Europea delle Lingue di Minoranza. Cioè ormai quasi tutti i paesi hanno ratificato la Carta Europea, che quindi dà tutti i livelli di garanzia alle lingue minoritarie, le chiama lesser used languages, cioè lingue meno usate, nel senso che sono meno diffuse perché sono chiuse in comunità un po' più piccole di quelle nazionali nel senso di Stato. E quindi volevo dire, se l'Italia non ratifica questa carta, il sardo per esempio si trova svantaggiato anche nei confronti di altre lingue minoritarie che invece hanno delle tutele molto maggiori. Per esempio il tedesco nell'Alto Adige o il francese in Val d'Aosta hanno delle tutele enormemente superiori a quelle che potrebbe avere il sardo, perché se tu non conosci il tedesco in Alto Adige non puoi andare a lavorare, e così se non conosci il francese in Val d'Aosta. E qui forse potrebbe entrare la questione dello statuto della regione autonoma sarda, cioè lo statuto non parla minimamente di lingua, non è previsto proprio. Ecco, io penso che se cioè una politica che volesse veramente risollevare le sorti della nostra lingua, della nostra identità, non può fare a meno di cercare di metterla nello statuto come
anche a livello di co-ufficialità, cioè quantomeno dovrebbe stabilire che la Sardegna è una nazione, secondo me è così, la Sardegna è una nazione che ha una sua lingua e questa lingua deve essere tutelata dalla regione un po' quello sarda. che dicevo all'inizio, cioè gli altoatesini cosa hanno fatto? In quell'articolo 99 che dice che il tedesco si affianca all'italiano, che è la lingua ufficiale dello Stato italiano, fa due cose. Da una parte riconosce che la lingua ufficiale dello Stato italiano è l'italiano, cosa tutt'altro che scontata, perché non lo fanno a livello di legge costituzionale, tra l'altro, perché così è stato approvato lo statuto del Trentino Alto Adige, e poi affianca, parificandolo, il tedesco all'italiano. Basterebbe una norma simile a quella per Certo. avere la parificazione e avere uguale dignità di ambedue le lingue nel paradigma generale, insomma. Quindi non ci sarebbe neanche da inventare nulla di particolarmente complicato, insomma, basterebbe avere altre esperienze. Solo che forse il fatto di avere dietro delle nazioni come la Germania o l'Austria forse li ha resi più forti nel pretendere questa tutela per la loro lingua. E noi invece non abbiamo nessuno dietro. Ma partiamo dalla consapevolezza dei sardi, però. Siamo solo noi. Se si parte da quella consapevolezza di Gianni, ci dobbiamo insomma fare un po' largo da soli. Certo.